già pronte i punti di partenza di atleti 400 metri misti maschili. La terza serie con C1 Sebastiano Pavoni da nuovo, alla 2 Claudio Brancavo, polisportiva Villa Ferrito, con sempre di piazza polisportiva Vanilla, la 4 Cristiano Riera da nuovo, così 5 Giulio Messina Poseda, la 6 Riccardo Bonanno Poseda, con 7 Gabriele Casu, Sicilia Nuovo, alla 8 Adriano
Prima serie 400 misti. Versione 1, Alberto Serrano della Libera Nuovo. Versione Nicolo Zapparato Freddo Svilma, Gabriele Francesco Rapisani la Fenice. Versione 4, Daniele Carpino Vedo. Come 5 Simone Capostando la Fenice. Versione 6, Salvatore Montagna, prospettiva Sport Venezia. Alla 7, Simone Mosca Libera Nuovo. Versione 8, Luca Triolo, Freddo Svilma.
entra nella quarta serie dei 50 metri d'orso femminili, corsia 1 Carlotta Gurrieri, Sport Club Rea, alla 2 di Paolo Greco, Poseidon, corsia 3 Ruggeri, Poseidon, alla 4 Federico Carini, Nico Ferrigo, corsia 5 Emma Calabrese, Ivan Club, alla 6 Michela Farber, Sportiva Sport Club Rea, corsia 7 Cecilia Sciacca, Sport Club Rea, alla 8 Giorgia e Bertoni, Paolo Prima Messina. Un tecnico della segreteria, un tecnico della segreteria. Ricordo al comune al termine dei 50 metri d'orso si effettuerà la preparazione dei 400 metri maschili. Grazie.
Alessia Trifino Sacchetta, 2 e Marcuna Femminile. Carfina, Costagno, questi sono in zona polo, insieme al tecnico Carfina, Costagno e Costa immediatamente in zona polo per la procedere con la preparazione, pertanto invito gli atleti Carfina, Costagno e Costa Simone immediatamente in zona polo per la preparazione, grazie. Tecnico della Poseidon anche.
inoltre al termine procederemo con la riduzione di 50 metri d'orzo femminili. Pertanto, l'atleta Arcudi, capocannoniere e adesso presentiamo gli atleti della prima serie. Corsia 1 Dario ripete l'Unimea, la 2 Leonardo Pisa di Poseidon, corsia 4 Diego Marchi di Poseidon, corsia 5 Lorenzo Luca Sicilianoto, corsia 6 Alessandro Buscema, 5 Ortiga, 7 Riccardo Sidor della Power Team, corsia 8 Giovanni Puglinetti, Poseidon Swimmer. Abbiamo in zona polo le atlete Arcudi, Salvo e Russo per la protezione dei 50 metri d'orso. Precisamente le atlete in zona polo, grazie. Il tecnico della tennistra che ci contribuisce al tavolo della segreteria, grazie. Attenzione, comunicazione di squalifica, l'atleta Dario Ripati Cammarato, corsia 1 della società Unica è stato squalificato per falsa partenza. Procediamo con la premiazione dei 50 metri d'orso. Verifichiamo la squalifica di Alessandro Buscema della corsia 6 del circolo canottieri Ortigia, squalificato per falsa partenza. Terza classificata, Natalia Di Brocco con il tempo il 31,07, vota per la società Sport Club Area Alice Zappara. Scusate, Mauro
cortesemente chiediamo al pubblico di rispettare il massimo silenzio durante le fasi di partenza per i vostri ragazzi, non per altro. Grazie. Premiazione comportamenti maschili. Terzo classificato con il tempo di 25,39 moda per la Chico Ferrito, Gianfranco Penna. Secondo classificato medaglia in argento con il tempo di 25,30
Torcino, Sicile Roma, guarda, Maria Garcia, la 5, Mario Arnato, la Villa, la 6, Francesco Marchesi, la 7, Davide Tizio, Lauro Riccardo Silone, della Power Rangers. Ricordiamo che al termine di questa fase procederemo con la proiezione dei 200 metri stile femminili. Iniziamo il campo della quarta serie di 100 metri rana, Perseo, Amelia, Poloi della Libra Nuoto, Marsilio, Silvia Raffaele, nella seconda giorno Erika Martina, Sicile Roma, la 6, Lella, Pentecoste, la Villa, la 91 in Spagna, Rosario, Marisol, Rossuri della Unica. Premiazione 200 metri stile libero femminili. Sanatese Giorgia Podio, Federica Silvia, Aurora Vascario e Gaia Piccione per la premiazione, grazie. Terza classificata. Con il tempo di 2:10:73 gol per la società La Fenice, Gaia Piccione. Seconda classificata, medaglia d'argento con il tempo di 2:09:39 per la società ICA 12:001, Aurora Vascarino.
E adesso presentiamo gli atleti della prima serie dei 400 metri stile libero maschili. Corsia 1, Nicolò Zerilli della Sampdoria, alla 2, Gabriele Bosco, Poseidon Queen, corsia 3, Andrea Primavera in remoto, alla 4, Giovanni Lauricella, Mimmo Ferrito, corsia 5, Tiziano Rivoltera, Mimmo Ferrito, alla 6, Simone Capostagno La Fenice, corsia 7, Andrea Capostagno La Fenice, alla 8, Antonio Bavastrelli, Unimena. Ricordo che alla fine del 400 metri libero procederemo con le premiazioni dei 100 metri rana femminili. Pertanto è stato conosciuto il Zampulla, Mulino, il tecnico della polisportiva Mimmo Ferrito, presente a Napoli. Tornerà nella quarta serie di 100 metri Farfalla femminili con Francesca Basile Lusparella, 2 Vittoria Polimeco, sempre Federico Lusparella, 4 Serena Politano Ibramoto, 5 Serena Canale Gatira, 6 Carola Boscarella Olina, 7 Alessandra Zonco, alla 8 Giulia Grazie, presente Weekend.
Un termine della prima si potrebbe urgentemente a cavolo della segreteria, premiazione centroamericana femminile. Terza classificata con il tempo di 1:12:42 per la Sicilia Nuoto, Dalia Gulino. Seconda classificata con il tempo di 1:11:98 per Denis Kleber Siracusa, Arianna Zappulla. Prima classificata, medaglia d'oro con il tempo di 1:11:44 per la corrispondente Nico Ferrito, Claudia Santomacino. Il tecnico della corrispettiva Sport Club Venea urgentemente al tavolo della segreteria, grazie. Il medico tecnico della Sport Club Venea è atteso urgentemente al tavolo della segreteria. Moderata della terza serie Corsura, Arianna Zappulla, Denis Kleber Siracusa, la 2 Ginevra Costanzo, Gisela Surico, 7 Ambra, Difetta di Porterita, 4 Giorgia Coceo San Kleber, 5 Valeria Burgio, 5 Rosario Rigia, 6 Elena Raccio, Sport Club Venea, 7 Giorgia Rizzo, Idra Lopo, corsia 8 Sonia Cucinotta, Olivia.
adesso presentiamo la finale della prima serie.
attenzione, l'atleta Ludovica Lacca della società Unimec, votato nella polisportiva Mimmo Ferrito, che ha votato nella prima serie dei 100 metri farfalla, ha conseguito il record regionale assoluto del tempo di 1:01:34. Complimenti Ludovica! Ecco che è partita la staffetta quando per 50 metri su libero maschile a terza serie corsione, dove sta andando la tennisista del Cipolo con la formazione Angelica Ruba di Falsi, alla Crema 12:01, Fernandez Scorzola, Terese Grandon con la formazione, possiamo continuare a mettere un grigio con la formazione Rossito Sirna, Gianfratane Zanni alla 5, con l'isportiva sportiva Andrea, sempre che prima inizia il Cavallaro, ossia sei la Sentinelle con la formazione Zerini, Guardocca, Mimmi di Sacuzzo. A termine delle stagioni ricordo a tutti gli atleti tecnici le vasche devono essere liberate perché l'impianto chiude e poi riaprirà alle ore 14:30. Grazie. Operano nella seconda serie con solo Sicilia Nuova con la formazione Pesce, Merano, Giulia e Andronaco. Alla prima polisportiva di Fiorito con Perna, Minardo, Lauricella e Barcellona. In terza polisportiva Madirna, Russo, Scanici, Contorno e Magna. Terza quarta polisportiva Sportamente Rea con la formazione Pagani, Zerini, Montagna e Mancuso. Alla 5, Cipro Verone Ortigia, Buscema Civello, Lucillo e Capuzza, corsia 6 con la formazione Tullio, Romeo, Vinci e Romeo. Corsia 7, Kira Mineppe, Piazzabella di Masi, Piccolo e Rasà. Corsia 8, Pedro Nuovo con la formazione Vinci Guerra, Riera, Valenti e Di Benedetto.
di Frea, Battisardi, Capostagno, Simone, Capostagno Andrea, con 621 Iseri, Leonardo, Macri, Platte Piane, Bosco, qualsiasi posizione Sviluppa, Bagnato, Priolo, Cartier Conventi, alla 7 Presbotone, Monferrico, con Sonace, Maiocco, Piazzettino, Salotto, Ingramoto, Nonno, Costa, Pittella, Conti, Ferrara.
Giuliano e il giudice questi ringraziamo per il lavoro svolto. Noi procederemo bene con le premiazioni. Procediamo con la premiazione dei 100 metri farfalla. Procediamo con la premiazione della staffetta. Passano 50 metri stili maschili. Sono attesi zona poi mostrare ripeti, marchioni, sportare posto nella società. Classificati nuovo nella società Poseidon Swim con il tempo di 1:35:65. Leonardo Chise, Diego Martini, Diego Barrini e Gabriele Bosco. Secondi classificati medaglia d'argento con il tempo di 1:35:38 proprio per la società polisportiva Tir Palermo, Sciammarchione, Davide Sportaro, Dario Taranto e Giorgio Sportaro. Primi classificati medaglia d'oro con il tempo di 45:10
Proseguiamo con la premiazione della staffetta 4x50 stile libero femminili. Terze classificate con il tempo di 1,50 e 60. Votano per la polisportiva sportellente Elena, Sofia Guglielmino, Elena Raccio, Asia Tendra e Alice Zapparà. Seconde classificate con il tempo di 1,50 e 03. Votano per la società Unime e Martini, Paola Cossarella, Sabrina Ferrara e Giorgia Iania. Prime classificate con il tempo di 1,49 e 79. Votano per la società polisportiva Vico Ferrito, Alba Di Metta, Sara Vescovino, Vittoria Sveglie, Ludovica Lacca. Ringraziamo tutti, ricordiamo